Allora, colleghi, dopo lunghissime interlocuzioni, in funzione del fatto che debba prevalere il raggiungimento della legge di stabilità e che quindi possa partorire, alcuni articoli rimarranno al testo, altri verranno rinviati in via assolutamente prioritaria in due disegni di legge differenti, uno di natura economica e un altro di natura strettamente ordinamentale. Preciso che tutti gli articoli che verranno stralciati, che non sono passati dalle commissioni di merito, dovranno fare il passaggio. Tutte quelle che invece questo passaggio l'hanno già fatto non avranno lo stesso percorso. Pertanto gli articoli che verranno trattati saranno l'8, l'11, il 15, il 16, il 17, il 35, il 37, il 45, il 50, il 97, il 99, 100, 109, 113, 114, 116, 120, 130, 131, 132, 133 e 134. Poi ricordo che c'era un 117 che doveva essere trattato, non ricordo, c'è più di un 117. Pertanto adesso andiamo all'articolo numero 8 e credo che ci sia una riscrittura concordata con il Governo. Prego, Assessore. Grazie Presidente. Sì, c'è una riscrittura che modifica in parte la norma così come era stata pensata e che finisce anche con svolgere una funzione di ammortizzatore sociale, perché viene indicata la possibilità che per la conduzione operativa e per l'acquisizione delle soluzioni innovative possano la struttura che potrà aggiudicarsi questo contratto potrà avvalersi di personale che sia però dotato dell'adeguata professionalità e che è appartenente al bacino Almaviva Contact. Mi pare opportuno evidenziare che il valore economico di questo contratto non offrirà sicuramente la possibilità ad un ampio numero di operatori, anche perché l'intervento è prevalentemente strutturale. Però ci è sembrato giusto poter estendere questa possibilità anche a questa funzione, diciamo, di questo inserimento. Ok, grazie Assessore. Tra gli emendamenti fuori sacco dovreste trovare l'emendamento 8 Gov. Com'è? Sì, lo dovrebbe trovare nel tablet. Prego, onorevole. Scusi, l'8 Gov è stato caricato erroneamente la versione originaria dell'articolo e non quella con il bacino. Presenti quella giusta. Ce l'ha già l'assessore Tagnino. Ma se me lo facesse sapere, sì, perché questa è la versione originale dell'articolo. Cioè, ti stavano per fare votare chi dov'è, che invece chi nuovo, ma capisci così non brutto. Sì, ma quando appunto sono del punto A. No, questo no, ce l'hanno già. No, avevano provato un brugliare.
Mentre c'è questa riscrittura che sta arrivando, possiamo passare all'articolo 15, dove c'era una grande condivisione sui... Come? Sull'ordine dei lavori? Prego, onorevole Verde. Sì, Presidente, volevo solo ragguagliarla in merito all'ordine dei lavori. La stanchezza ovviamente è tanta, però prima di andare avanti è giusto che la sua Presidenza sappia che un articolo che è stato approvato, esattamente l'articolo 93, che è stato complicato comprenderlo, ci è voluto un po' di tempo, ma finalmente insomma, abbiamo il quadro chiaro, le associazioni di categoria hanno mandato diversi messaggi. Ora io so perfettamente che su un articolo già approvato noi poco possiamo fare, ma voglio appellarmi al principio di nemine contradicente, cioè significa che in questo momento se l'Assemblea in maniera assolutamente unanime decide di poterlo cassare quell'articolo si può tornare indietro. E voglio spiegarlo il perché bisogna, a mio avviso, prendere questo articolo e cassarlo, perché c'è un grande conflitto di interessi in questo articolo, nuovamente purtroppo di un deputato di questa Assemblea, che ha rivendicato persino in un intervento pubblico di avere dato la possibilità di avere dato 1 milione di euro ai teatri, in modo particolare le federazioni nazionali di teatro non professionistico. Quando noi decidiamo di dare 1 milione di euro a quelle associazioni del mondo non professionistico, stiamo decidendo sostanzialmente di darle anche a una realtà in particolare, la realtà di Caltanissetta, che farà uno spettacolo il cui titolo forse è una firma di chi ha fatto e ha proposto questo stesso emendamento. Lo spettacolo si chiama L'arte della truffa. Potremmo dire che sostanzialmente è quello che è avvenuto in quest'Aula, l'arte della truffa. Grazie a questo 1 milione di euro che noi diamo alle associazioni teatranti, alle realtà che non sono professioniste, noi stiamo dando nuovamente 1 milione di euro, e chiedo ovviamente smentite eventualmente, e nuovamente all'ABC Produzione, che già i giornali ampiamente hanno detto fare riferimento all'onorevole Auteri. Allora, siccome questo è un elemento di gravità inaudita, cioè ripeto, stiamo dando nuovamente 1 milione di euro a delle realtà che fanno spettacoli in modo non professionistico, 1 milione di euro, ripeto per l'ennesima volta, e tra queste realtà c'è proprio uno spettacolo organizzato da ABC Produzione, Turi Ferro, l'ennesima volta in cui purtroppo si pensava che forse quest'arte della truffa non venisse sgominata, ma grazie a Dio le associazioni di riferimento che fanno anche teatro, l'arte delle truffe riescono a ovviamente sgominarla. Per l'ennesima volta in quest'Aula all'1:26 sono costretto ad appellarmi al principio di unanimità di quest'Aula, e quindi se l'Aula vuole può tornare indietro e può ovviamente evitare ancora una volta di finire su tutti i giornali da domani. Se l'onorevole Auteri vuole dire qualcosa sono pronto ad ascoltarlo. Grazie onorevole Lavardera. Intanto le dico che l'articolo, mi sta dando lei questa informazione, non posso né confermare né smentire quello che dice, posso certamente fare un approfondimento, ma quello che lei chiede però si può fare, cioè nel caso in cui ci fosse l'unanimità dell'Aula si presenta un emendamento che deve essere però votato all'unanimità, quindi anche se si alzasse un deputato questo però non potrebbe avvenire, quindi lei ha il tempo di farlo. Nel frattempo la ringrazio per il suo intervento, nel frattempo andiamo all'articolo 15. Prego, onorevole Auteri, certo. Sì, Presidente, scusi, ma io rimango veramente basito all'1:27 ricevere un attacco, una bugia assoluta, una vergogna che si consuma
ormai da mesi in quest'Aula per fare poi un video e sui giornali, oltre che andrò a fare una querela al collega perché io non ne sapevo assolutamente niente di questo articolo, e il mio collega è un articolo che nasce da un'iniziativa del mio collega Giuffrida, e come dire, invito il mio collega ad alzarsi per dire la verità. Questo è un atto ignobile che si consuma in quest'Aula per poi dire fuori domani mattina ai giornalisti che ascolteranno l'intervento di Lavardera, dire che questa cosa è una misura fatta ad hoc per il sottoscritto, per non so di che cosa si inventa, perché qua siamo ormai alle fantasie più assolute di una vergogna che si consuma in quest'Aula e che nessun collega ha il coraggio di dire a questo signore, che dice costantemente delle cose che non hanno senso e che domani si assume la responsabilità di quello che ha detto, perché domani andrò a querelarlo, perché è un atto vergognoso dopo 12 ore che siamo qua in Aula, dove ci sono colleghi che si impegnano. Onorevole Di Pasquale, invito a non ridere, che non c'è niente da ridere, è chiaro, dopo ci sono 12 ore, no, non ridi, ascolta, non devi ridere, è chiaro, dopo ci sono colleghi che sono qua da 18 ore, che stanno lavorando e siamo sotto scacco, stiamo lavorando, ascoltare all'1:27 una fesseria e una vergogna del genere. È scandaloso che un'Aula più antica del Parlamento siciliano possa ancora ascoltare queste vergogne di un personaggio che utilizza quest'Aula per fare domani mattina i video su TikTok. Si deve vergognare, onorevole Lavardera, si vergogni. Onorevole Auteri, lei ha fatto il suo intervento, se non c'entra nulla, benissimo. Ora dobbiamo proseguire però con i lavori. Andiamo all'articolo 15, c'era una riscrittura, c'era la possibilità di poter incrementare, se non ricordo male, di quanto era, onorevole? Di quanto era il fondo? Di 2 milioni di euro. Assessore Dannino? L'ha depositato? Sì. Ma possiamo avere la riscrittura? C'era però... Sì, dov'è la riscrittura dell'assessore? Assessore, purtroppo non c'è la riscrittura. Prego, onorevole Giuffrida. Prego. No, in ordine a quanto detto il mio collega Autere, me ne assumo tutta la responsabilità. Il proponente di questo disegno articolo del 99 sono stato io, perché 93, ci sono molte realtà teatrali che me l'hanno chiesto, e una sensibilità in questo settore io ce l'ho, e quindi sicuramente mi assumo tutta la responsabilità in questo senso, e pertanto se ci sono i presupposti di ordine giudiziario perché il collega possa fare querela, io mi accomuno a questa querela. Ma noi non siamo un tribunale, noi siamo un Parlamento. Lei ha manifestato il fatto che abbia presentato l'emendamento che poi è diventato articolo. La ringrazio per l'intervento, per chiarezza, ha fatto bene a precisarlo.
Onorevole De Luca Antonio. Onorevole De Luca. Allora, è arrivato sui tablet l'8gov1, che è modificativo dell'8gov. Quindi votiamo prima l'8gov. Mettiamo prima in votazione l'8gov1 con... Stiamo votando l'8gov1, che trovate sui vostri tablet. È una riscrittura concordata con i partiti di opposizione. Avete letto? Allora, è del governo, giusto? Allora, parere della Commissione sull'8gov1 favorevole. Allora mettiamo in votazione l'8gov1. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Adesso allora votiamo l'8gov così come emendato. No. Prego, onorevole Cracolici. Presidente, l'8gov L'8gov1 l'abbiamo già votato. l'8gov È stato modificato dall'8gov1. sì. Intanto vorrei farle notare, scusate colleghi, vi chiedo scusa. L'8gov sostituisce per intero l'articolo 8. Nell'articolo 8, così come modificato, non c'è nessuna lettera E. C'è. L'articolo 8 del Gov, che modifica quello preesistente, Scendi, mannaggia miseria. Ah, no, non scendeva. Si era bloccato il tablet. Si era bloccato il C'è tavolo. pure la lettera F. Non l'ho capito, onorevole Cracolici. Mi si era bloccato il tablet e non vedevo la lettera E. Va bene. Allora votiamo adesso l'8gov così come emendato. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Così abbiamo approvato l'articolo 8. Ora siamo all'articolo 15. Siamo all'articolo 15. Dove però non abbiamo ancora. Non è ancora arrivato l'emendamento. Allora siamo all'articolo 16. È articolo 16, onorevole. Siamo all'articolo 16, ci sono emendamenti, c'è la riscrittura. E dov'è? Stanno caricando la riscrittura.
Articolo 17. Assessore Turano, per favore, può spiegare alle opposizioni la sintesi che ha trovato con le opposizioni? Sì, certo, Presidente. L'articolo 17 si compone di alcuni commi che mirano a risolvere i problemi della scuola siciliana con delle somme molto modeste. Al comma 1 si parla di adeguare il compenso del collegio dei revisori da 2.500 euro lorde a 3.000 euro lorde l'anno. Ogni revisore non viene nominato per una singola scuola, talvolta per una rete di scuole. Con il secondo comma si dà la possibilità ai dirigenti scolastici di poter intervenire per gli studenti con disabilità, offrendo gli strumenti informatici o didattici secondo la necessità del singolo ragazzo. Col terzo comma, con la lettera A, si interviene in favore dei mediatori linguistici e culturali per garantire loro l'assistenza linguistica e culturale durante il periodo dell'anno. Si badi bene, nel mondo della scuola vi è l'obbligo di prendere in classe qualunque alunno in qualunque periodo dell'anno, di qualunque paese esso provenga. Capita spesso che bambini che hanno una certa età e vengono durante il periodo dell'anno entrano in classe senza sapere una sola parola. Con la lettera B si interviene per i CIPIA. Sono esattamente 11 centri provinciali che garantiscono un servizio per gli adulti italiani e stranieri e anche per le persone non adulte, cioè inferiori al 18° anno di età, offrendo libri e piccoli strumenti didattici anche in italiano. Con la lettera C si garantisce la possibilità, onorevole Cracolici, vorrei che su questo punto lei mi seguisse perché ho apprezzato molto l'intervento che ha fatto. Il governo della Regione ha stanziato 27 milioni di euro nel triennio per combattere la dispersione scolastica. I dirigenti scolastici non rispondono a questi bandi perché sono fondi comunitari e la rendicontazione dei fondi comunitari per un DSGA è quasi impossibile. Interveniamo garantendo un servizio di assistenza tecnica contenuto in favore di tutte le scuole siciliane. Con la lettera D si promuovono il contrasto, i progetti di educazione alimentare sui quali strumenti di prevenzione e contro la malnutrizione. Con la lettera E si garantisce un contributo alle scuole di ogni ordine e grado per il funzionamento avente carattere culturale, artistico o scientifico. Non ci sono altre ragioni. Ho aggiunto soltanto un subemendamento ancora che prevede di poter garantire per gli OS e per i MAT. Cosa sono? Ci sono le scuole che hanno un indirizzo socio-sanitario. Bene, per quelle scuole dopo 5 anni i ragazzi hanno la competenza, hanno il diploma ma non acquistano la qualifica. Se non interveniamo per legge permettendo di dare le somme direttamente, e lo stesso vale anche per i ragazzi che poi non possono... Assessore, mi scusi, l'emendamento non ce l'hanno gli uffici? No, ce l'hanno. Non ce l'hanno. Quindi per favore lei mi fermo qua e poi... Sì, se lo consegna, perché certo, purtroppo sì, chiedo, se avete delle riscritture, certo, consegnate nel sì, frattempo. Sì. L'ho consegnato. Ok. Andiamo. Va bene. La riscrittura, quella che ho illustrato, per punto. No, al 17 Gov è stato presentato un subemendamento
che prevede, ed era stato messo forse sull'articolo 131, sulle modifiche e abrogazione di norme, che permette anche di consentire alle scuole che hanno l'indirizzo sociosanitario, ovvero sia le scuole che formano gli assistenti e gli operatori sociosanitari, che dopo 5 anni di studio non ottengono la qualifica, quindi devono andare a trovare presso un corso di formazione la qualifica, che costa dei soldi, di ottenere anche la qualifica. E lo stesso vale per i matti, per i ragazzi che studiano presso gli istituti professionali, che poi possono andare a svolgere le funzioni di certificatori presso la motorizzazione. Queste sono le modifiche che con il subemendamento e con questo abbiamo presentato. Grazie. Assessore, lo stanno cercando il suo subemendamento perché non c'è. Bene, grazie. Allora intanto andiamo all'articolo 35, andiamo avanti. Benissimo, misure per l'attrazione dei nuovi residenti. Assessore Dannino, vuole illustrarlo? Ma in un minuto, per favore. Sì, grazie. È un articolo di cui già abbiamo largamente discusso in Commissione, una novità, un'idea innovativa, quella di utilizzare lo Statuto speciale regionale e le norme di attuazione in materia finanziaria al fine di attrarre soggetti non residenti in Sicilia che decidono di spostare la loro residenza in Sicilia acquistando un immobile. Questi soggetti riceveranno la restituzione del 50% dell'IRPEF dovuta alla Regione in virtù del trasferimento della residenza. La Regione siciliana, come sapete, incassa i 7,10 decimi dell'IRPEF versata da coloro che sono residenti nel territorio della Regione. Con questa norma noi restituiamo la metà, il 50 su 100 dell'IRPEF versata dal soggetto che decide di trasferire la residenza. È una norma che speriamo ci possa consentire di attrarre giovani, di attrarre lavoratori, di attrarre nuovi residenti siciliani e non siciliani. Il testo di quell'articolo 35 viene proposto previa abrogazione dei commi 8 e 9, quindi pregherei gli uffici di considerare l'emendamento soppressivo, lo dico agli uffici dell'Assemblea regionale, dei commi 8 e 9 che prevedono l'istituzione della consulta dei siciliani all'estero, però in quanto norma ordinamentale mi sembra corretto chiederne lo stralcio, poiché questo Parlamento ha deciso di non trattare in questa sede norme ordinamentali. Grazie. Sì, ok, grazie. Allora votiamo la soppressione. Gli altri emendamenti sono ritirati, colleghi, immagino che gli altri emendamenti siano ritirati. De Luca, Catanzaro? Siamo all'articolo 35, benissimo. Votiamo la soppressione del comma 8 e del comma 9 per rimanere in linea con quanto concordato con i gruppi parlamentari. Come? L'emendamento 35.9. Votiamo l'emendamento 35.9 che è il soppressivo del comma 8. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. E il 35.31. Come? Soppressivo del comma 9, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Andiamo adesso all'articolo. Chiedo se al Governo se il 35.50 del Governo è mantenuto o meno. No, il comma 8 è soppresso. Bene, allora possiamo votare l'intero articolo 35. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Andiamo adesso all'articolo 37. I soppressivi immagino che siano tutti ritirati.
Onorevole Di Paola, il 3733, mantenuto o ritirato? Ritirato, grazie. 3736, onorevole Tomarchio, mantenuto o ritirato? Ritirato, grazie. 37.4, questi sono tutti ritirati. Andiamo al 37.34 di Paola e altri, mantenuto o ritirato? Ritirato, grazie. Andiamo adesso al 37.35, sempre l'onorevole Di Paola, mantenuto o ritirato? Ritirato, grazie. Allora possiamo votare il mantenuto. 37 del governo. Prego. Non ho capito che c'è. 37.37 del governo nel fascicolo. Ah, c'è il 37.37 del governo, mantenuto o ritirato in tutti i casi? Governo. Al comma 4, dopo le parole contributo per l'abbattimento, sono inserite le parole fino al massimo. Mantenuto o ritirato? Chi ha detto? Mantenuto. Allora, prego, onorevole Gracolisci. Presidente, io non nascondo che sono stanco, quindi può darsi che non sono neanche lucido. Ma questo articolo 37 di fatto riscrive la legge 9, l'articolo 33 della legge del 2009, quella che abbiamo approvato ieri. Per cui qui si introduce la stessa modalità di intervento, cioè il mutuo a tasso zero, ma introducendo una soglia ISEE, lo estende anche alle giovani coppie e questo va bene, però ho la sensazione che le due norme possano in qualche modo entrare in conflitto, cioè quale si applica, occorre la soglia ISEE o non, cioè non vorrei che stiamo facendo un sistema, come dire, che di fatto rende complicato applicare una legge. L'assessore, se ci spiega, sarebbe opportuno. Prego, Assessore. Sì, Presidente, io proprio ieri nella trattazione all'articolo 5 mi ero permesso di dire all'Aula, alla Presidenza e anche all'onorevole Cracolici che il 37 andava verso questa direzione. È un po' diverso, perché innanzitutto non mette un limite ISEE se non alle giovani coppie. Dopodiché finanzia la ristrutturazione degli appartamenti, delle abitazioni dei centri storici e del netto storici in maniera similare alla legge che abbiamo rifinanziato, ma introduce anche una terza novità, quello dell'efficientamento energetico. Noi andiamo verso l'efficientamento energetico delle abitazioni e abbiamo posto, un finanziamento anche per le abitazioni fuori dai centri storici e dai netti storici che vadano verso la classe energetica A, quindi A4, A3, A2, A1 ai sensi della direttiva europea Fit Green. Quindi è un miglioramento rispetto a quanto abbiamo già approvato. Le due linee di finanziamento cammineranno in parallelo. Naturalmente nei decreti attuativi ci impegniamo fin da adesso che chi prenderà un finanziamento per l'abbattimento del conto interessi su una linea non potrà usufruire dell'altra. Grazie Presidente. Grazie a lei. Allora io chiedo al Governo, è mantenuto il 37.37? Sì. Parere della Commissione favorevole. Mettiamo in votazione l'emendamento 37.37. C'era cosa? Non ho capito, lo spiega, prego. Sul 37 c'era l'impegno del governo, di tutti, di calare. Ah, certo. Lo capisco, siccome lo state votando. Certo. Di calare l'intervento relativo all'articolo, alla legge 15. Sì. Poi la vado attenzione, se lo volete mettere,
Se lo vogliamo Ma non stiamo tenere votando conto. l'articolo. No, ve lo dico veramente con grande serenità perché ormai sono stanco anch'io. Se riteniamo che non serve non lo mettiamo sereni. Lo stiamo mettendo... Io non mi ci... Onorevole Di Pasquale, la ringrazio, ma siamo al 37.37. Però Presidente, glielo giuro proprio con estrema serenità, valutate se quell'impegno voi la volete portare avanti così, altrimenti problemi non ce n'è. È una prova che dobbiamo fare. Ma era là e ce l'aveva il segretario generale questa... Benissimo, nel frattempo che cerchiamo l'emendamento andiamo al 45. Sul 45 i soppressivi immagino che siano ritirati. Vai sul 45. Non ci sono emendamenti al 45, sono solo soppressivi. Pertanto si vota il mantenimento. Controlla, per favore. Giusto? Sei il 46 già. Benissimo, allora al 45, essendoci soltanto soppressivi, si vota il mantenimento. Mettiamo in votazione l'articolo 45, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. Il 45 è approvato, Troina è salva. Benissimo, andiamo al 50. Ci sono emendamenti soppressivi, immagino che siano ritirati. Il 50 gli emendamenti sono ritirati. Mi dovete fare un segnale però, Catanzaro. Vi faccio un segnale. Si vota pertanto il mantenimento, non mi pare che ci siano altri emendamenti, giusto? Benissimo. Allora votiamo il mantenimento dell'articolo 50, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, è approvato. Andiamo all'articolo 97. E cambia. Articolo 97. I soppressivi sono mantenuti o ritirati? L'hai preso? I soppressivi sono i ritirati, giusti del 97? Bene, grazie. C'è il 97, no 30 pure. Giusto? 97-30. 97-30 e 97-31 dell'onorevole Geraci. Mantenuto o ritirato? No, Geraci c'è scritto. Ritirato. Grazie. 97. C'è il 97-32. Onorevole Sunseri, c'è il 97-32. Mantenuto o ritirato? Mantenuto? Parere del governo 97-32. Favorevole? No, aspetta, non l'ho sentito. No, 97 siamo, non c'entra niente. 97-32. Alessandro? Ale? 97-32, può vedere per favore? Ma lo dico. Favorevole. C'è l'emendamento del governo, quello del ponte? Ok.
Sì. Non è obbligato. Benissimo. C'è un emendamento governativo al 9733, chiaramente concordato, che trovate sui vostri tablet. No, il 9732. Onorevole Sunseri, mi scusi. No, onorevole Sunseri, il 9732. Ah, ok, mi scusi. Corretto, assessore Colianni? Assessore, benissimo. Allora mettiamo in votazione l'emendamento 9732. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Bene, andiamo al 9733 del Governo. Parere della Commissione favorevole. Mettiamo in votazione l'emendamento 97.33. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Votiamo adesso l'articolo 97 così come emendato, corretto segretario? Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Siamo adesso all'articolo... Aspetta che è un momento storico. Attenzione colleghi, dietro di me ci sono per la prima volta dall'inizio della legislatura sia l'onorevole Lavardera che l'onorevole Auteri. Qual è la discussione? Abbiamo trovato l'intesa nel cassare quella norma che credeva che poteva creare questo. Ma alla fine chi aveva ragione? Aveva ragione forse lei, vedremo. Allora, alla fine ci sarà un 117 e per evitare che ci possa essere opacità rispetto a una manovra che è quanto più pulita possibile, si andrà avanti nella direzione auspicata prima. Benissimo, bravi, complimenti. Ora siamo all'articolo 99. Io credo di avere la febbre a 40, quindi se ci sbrighiamo... Prego. Onorevole Cracolici. Ma di che stiamo parlando? Va bene, ora non c'è bisogno, ne parliamo dopo. Andiamo all'articolo 99. Sull'ordine dei lavori. Prego. Non è un momento... Sì, siamo alle 2:30, 2:15, siamo stanchi tutti, ma non è un passaggio così, immagino, quello che è avvenuto mezz'ora fa e quello che è avvenuto adesso. Siccome c'è stato un collega che ha parlato dicendo l'emendamento è mio e adesso lei ha festeggiato che l'altro collega citato dall'onorevole Lavardera ha condiviso la scelta del 117 soppressivo, vorrei capire che cosa è successo, perché qualcuno si era assunto l'onere della proposta che è stata approvata dall'Assemblea. Poi c'è un altro che ha detto sono d'accordo ad abrogarla. A nome di cosa? Glielo spiego io. Ecco, me lo spieghi perché sarà da spiegare anche ai giornali questa cosa. Sarà da spiegare ai giornali. L'onorevole Lavardera aveva fatto un intervento su un articolo che non mi ricordo neanche qual è. 93. Siamo abbastanza stanchi. Stranamente sono venuti sia l'onorevole Lavardera che l'onorevole Auteri. L'onorevole Lavarderi ha annunciato un soppressivo su quella parte che creava ambiguità, l'onorevole Auteri l'ha pure firmata. E quindi? Dopo si voterà, se passa passa, se non passa non Per passa. Lucevino non finisce sta storia. Va bene, andiamo all'articolo 99, onorevole Cracolici, che siamo un po' stanchi. Allora, sull'articolo 99, essendoci soltanto soppressivi, si vota il mantenimento. Sull'articolo 99 si vota il mantenimento. Pertanto, chi è favorevole resti seduto. L'articolo 99, onorevole De Luca, già concordato. Chi è favorevole resti seduto.
Chi è contrario si alzi. È approvato. Benissimo. Andiamo all'articolo 100. Ci sono emendamenti soppressivi? Soppressivi, pertanto si vota soltanto il mantenimento. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. L'assessore Savarino mi ha chiesto di accantonare il 109. No, il 109 no, ho sbagliato, no, non c'entra, era un'altra questione quella sua. Era questa la questione? No, no, no. No, è scritto. Sì, si vota. Vabbè, intanto lo metto da parte allora. Andiamo adesso al 113. Possiamo tornare al 37. All'articolo 113 ci sono soltanto... Sì. All'articolo 113 soppressivi sono ritirati onorevole De Luca, Catanzaro, sì, bene, grazie. 113. Prego, onorevole Spada. Prego. Posso, Presidente? Prego. Sull'articolo 113 i soppressivi sono ritirati, rimane il 113.7 che è un emendamento condiviso che riguarda il riparto di questi fondi ai comuni, 50% a tutti i comuni, 50% per estensione territoriale così come previsto. Sì, 113. Scusami, mi scusi onorevole Spada, qual è l'emendamento di cui sta parlando? 13.7. Bene, allora gli altri sono tutti ritirati? Benissimo. Allora, parere del governo sul 113.7? (113.7). Grazie. Parere favorevole del Governo, parere della Commissione favorevole. Mettiamo in votazione l'emendamento 113.7. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Adesso votiamo il 113 così come emendato. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Andiamo al 114. 114 però c'era una riscrittura? Sì. Prego, onorevole Lombardo. Presidente, sul 114 c'è un emendamento di carattere tecnico della Commissione, magari il Presidente può illustrarlo. Sostanzialmente si tratta di adeguare al regime degli aiuti all'agricoltura in modo tale appunto da non incorrere in un'impugnativa, la normativa europea sostanzialmente. E poi la estensione alle annualità 2024 e 2023 come annualità di riferimento per i danni prodotti appunto in agricoltura.
fatto... Quindi prego. Ok. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Chiedo all'Aula di apprezzare l'emendamento al testo, anzi a un subemendamento, perché è impossibile lasciare fuori quegli agricoltori che hanno subito gli incendi a partire dall'estate del 2023. Grazie. Quindi è lo stesso? E allora già c'è. No, è al 114.23? Benissimo. Prego, onorevole Gilistro. Onorevole Gilistro, prego. Onorevole Gilistro, è lo stesso clima che c'è anche per gli altri, però. Capisco che alle 2:10... Presidente, grazie per la parola. Assessore Dagnino, mi perdoni se può prestare un attimo di attenzione. Assessore Dagnino, per favore, presti attenzione. Assessore Dagnino. Assessore Dagnino, per favore, l'onorevole Gilistro si sta rivolgendo a lei. Grazie, Assessore. Questo articolo, per cortesia, Carlo. Però, colleghi, onorevole Gilistro, però non è che quando parlano, parla lei, devo parlare. L'ho capito. Assessore Dagnino, mi perdoni. Allora, riguarda questo articolo, come più volte le abbiamo anticipato, ma già da diverse finanziarie, che c'è un problema che è rimasto irrisolto per quello che riguarda gli incendi che si sono verificati nella città e nella provincia di Siracusa nel 2023. Assessore, il Presidente Schifani in questa Aula, e abbiamo la registrazione, si è impegnato a poter inserire i ristori per queste persone che hanno perso la casa, che hanno perso le abitazioni nella città di Siracusa. Non è stato inserito e quindi chiedo la riscrittura di quest'articolo per poter inserire la città di Siracusa che ingiustamente, ribadisco, non è stata inserita fra le città con calamità. Per cui, Assessore, è una promessa del Presidente Schifani in quest'Aula. Io gradirei che fosse inserito, io ho presentato un emendamento che possa dare finalmente voce a questi cittadini. Benissimo. Che hanno perso la casa, l'abitazione. Allora, accantoniamo l'articolo 114, provvedete a fare una riscrittura in tempi record. Andiamo all'articolo 116. Completiamo questa parte, per favore, onorevole. All'articolo 116 i soppressivi immagino che siano ritirati. Si vota il mantenimento, giusto? Allora votiamo il mantenimento dell'articolo 116. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Andiamo all'articolo 120. Chiedo se i soppressivi sono ritirati. De Luca, Sunseri, qualcuno che mi faccia un segno? Sunseri? Vabbè. Mantenuti, ritirati i soppressivi? Ritirati, benissimo. Catanzaro la stessa cosa. Vabbè, Venezia la stessa cosa, ritirati. Quale manca? 120. Onorevole Lavardera, i soppressivi sono ritirati? Dov'è Lavardera? Ritirati, grazie. È giusto che glielo chiedo. Quale c'è? Qual è il numero? 120-14? Sicuro? Un secondo. 120.14 dell'onorevole Schillaci è mantenuto o ritirato? Schillaci? Al comma 2, dopo le parole il lavoro, aggiungere le seguenti parole: sentita la commissione competente all'ARS. È mantenuta. Parere del Governo? 120.14.
Antonio. Favorevole. Favorevole, parere della Commissione favorevole. Mettiamo in votazione l'emendamento 120.14. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Votiamo l'emendamento 120 così come emendato. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Andiamo all'articolo 130. Sul 130 c'è la riscrittura del Governo. 30 c'è la riscrittura del Governo che trovate tra i fuorisacco, che lo sostituisce interamente. Benissimo. Allora, qual è il numero? 130 Gov. Il parere della Commissione è favorevole. Mettiamo in votazione il 130 Gov. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Andiamo al 131. Ci sono emendamenti al 131? Ah, è un po' lungo. Ok. Allora, ritorniamo ai PIP, ok? 131 sono modifiche di norme, ora sospendiamo mezz'ora e facciamo un secondo la sintesi. Il 15 com'è finita? Non ci credo. Se stiamo aspettando ancora no. No, il 15 no, ancora no. Siamo al 15 da una settimana, ragazzi. Ci sono riscritture. No, io. Assessore, io la prego, il 15, questo emendamento, vi prego. Il 16 è pronto? Onorevole Safina. Fabrizio, il 16 è pronto? L'articolo 16, scusate che sul 16 avevamo la riscrittura. Capito? 16 gol. È il 16 Gov? Benissimo. Allora, colleghi, siamo all'articolo 16. C'è l'emendamento di riscrittura che è il 16 Gov. Safina? Onorevole Safina, il 16 Gov è corretto. Io piano sto andando, a livello di lumaca. Ma cos'è, il 15 o il 16? Ok, il 15. Il 16 c'è il 16 Gov, che si stanno leggendo i colleghi. Nella riscrittura. Che c'è? Prego, onorevole Cambiano. Io solo una informazione. La somma al comma 4, la somma anticipata di cui al comma 3... Oh, mi scusi. Onorevole Lombardo Giuseppe, qui, per favore. Prego, onorevole Cambiano, mi scusi se l'ho interrotto. Assessore, chiedo scusa, la somma anticipata di cui al comma 3 è restituita da Sicilia Acque SpA alla Regione in 10 rate annuali di pari importo a decorrere dall'anno successivo all'erogazione della somma senza interessi. Ora, noi abbiamo approvato la legge 3 del 2025, un importo di 10.709.000 euro come anticipazione, ma con interessi nel 2025. Perché questo senza interessi? Perché le faccio questa domanda? Perché nell'intervento di qualche ora fa, ora siamo tutti stanchi, io ho ricordato che Sicilia Acque nel 2024 ha distribuito dei dividendi ai soci
quindi ha fatto un utile di 5 milioni e mezzo di euro e 1,5 milioni l'ha distribuito come utile come dividendo ai soci. Ora, nel 2025 questa Assemblea approva una legge concedendo un'anticipazione di 10 milioni e 7 prevedendo gli interessi. Volevo solo comprendere se lo possiamo fare, quindi stiamo votando qualcosa di legittimo, e perché questa difformità tra il 2025 e il 2026 in questo caso, cioè con interessi nel 2025 e senza interessi nel 2026. E chi mi risponde? E perché nel 2025, scusami, perché nel 2025 gliela abbiamo dato con gli interessi? E perché si distribuisce questa norma non è è l'anticipazione, perché nello stesso momento in cui stai anticipando i soldi stai facendo esprimere alla società nello sottopositore del bilancio un debito che c'è e quindi sta aumentando l'indebitamento della società. C'è una società che ha 55 milioni circa di fatturato, ha già 28 milioni di debito.
Allora, mentre siamo all'articolo 16 che c'è il quesito dell'onorevole Cambiano, mentre aspettiamo la risposta al suo quesito, andiamo all'articolo 17 con le modifiche che hanno chiesto i colleghi all'assessore Turano. Pertanto, se lei dicesse direttamente al microfono quali sono queste Presidente, abbiamo cassato il comma 1 che riguarda l'aumento del compenso dei revisori con l'impegno di riproporlo nel mese di gennaio. Quindi abbiamo cassato il compenso per i revisori così come richiesto dal Movimento 5 Stelle. Tranquillo. Siamo al 17, lei l'emendamento l'ha depositato? Certo, tutti e due. Benissimo, lo potete caricare gentilmente? Già caricato. Allora, collega De Luca Antonio, l'assessore ha apportato le modifiche da voi richieste. E che cosa ci posso fare? Sono i suoi colleghi che parlano. Ok, noi stiamo caricando, sono già caricati? Benissimo, allora mettiamo in votazione Certo, prego, onorevole De Luca, è un piacere darle la parola alle 2:24. Ovviamente ritirare tutti i soppressivi, il Movimento 5 Stelle ci tiene in particolare a evidenziare che riconosce il buon lavoro fatto dai nostri revisori nelle scuole, i quali, in ossequio anche alla legge nazionale, vanno correttamente retribuiti e conseguentemente nel prossimo strumento di gennaio sicuramente ci saranno quelle condizioni per approvare questa norma di correttezza, perché chi fa un buon lavoro deve essere pagato correttamente. Grazie onorevole De Luca. Allora mettiamo in votazione l'emendamento 17 Gov 2. Cos'è? È il soppressivo del comma 1. Benissimo, parere della Commissione favorevole. Mettiamo in votazione, se l'hai presentato lei è normale che il suo parere sia favorevole. Allora mettiamo in votazione l'emendamento 17 Gov 2, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Andiamo adesso a votare il 17 Gov 1, parere della Commissione favorevole. Mettiamo in votazione l'emendamento 17 Gov 1, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Votiamo ancora? Ok, votiamo adesso parere sul 17 Gov favorevole della Commissione. Mettiamo in votazione l'emendamento 17 Gov così come emendato. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Benissimo, ok. Come no, 16 lascia stare. Adesso ritorniamo al 16. Onorevole Cambiano, lei il quesito a chi l'aveva posto? All'assessore? Io lo ripeto, lei aveva posto un quesito prima, il suo collega De Luca mi ha distratto, volevo sapere a chi aveva fatto questa domanda, all'assessore? All'assessore al ramo, che però mi ha detto mi risponde l'assessore al bilancio. Ok, e allora un minuto.
Onorevole Di Pasquale c'è? Di Pasquale, onorevole Di Pasquale, c'è l'emendamento 37.38. Ok? Parere della Commissione? Favorevole? Grazie. Mettiamo in votazione l'emendamento 37.38. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Aspetta un attimo. Votiamo No, il 3738 non era stato votato, è quello dei 2 milioni di euro. Adesso votiamo l'articolo 37 così come emendato. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Adesso andiamo al 114, che c'era la riscrittura condivisa tra l'onorevole Lombardo e l'onorevole Spada. Il 114. Me lo caricate per favore? 114-23 e 114-24. Benissimo. Allora, colleghi, è a firma del Governo? Della Commissione. 114-24 cominciamo? Mettiamo in votazione. Siamo al 114. E cosa devo fare? Non hanno comprato la scrittura. Quindi decadono questi. Ma questi erano quelli precedenti. Madonna. Prego. Vabbè, onorevole Schillaci, ascolti, inutile il chiarimento perché gli emendamenti definitivi non sono stati ancora caricati. Questi sono quelli vecchi. Abbiamo qualche lentezza con le riscritture. Abbiamo un problema in questa sessione di bilancio. Io non lo metto in votazione, sospendo, così che proviamo a capire se si può fare questo switch. No, un minuto, fammi fare il 114.
Onorevole Lombardo Giuseppe. Geremia. No, rimani qua però per favore.
Ok, colleghi, no, non ti preoccupare. Colleghi, quindi sono rimasti l'articolo 11, l'articolo 15, l'articolo 16, l'articolo 109 e ora nel caso si fa, quando facciamo il cambio, l'articolo 114, 131, 132, 133 e 134. Giusto per capire quello che sono le ultime richieste che vengono fatte dai colleghi nel rispetto di tutti, sospendo l'Aula veramente per non più di 20 minuti, così che se ci dovessero essere le ultime defezioni o gli ultimi accorgimenti che si devono fare, sia per recuperare col 117 che per andare a inserire quello che eventualmente era stato concordato e possibilmente è stato dimenticato, sospendiamo l'Aula per 20 minuti, riprendiamo alle 3. La seduta è sospesa.